su cui dobbiamo capire molto bene la vicenda calabrese, che chi va nel bed and breakfast, se non va nel bed and breakfast viene in albergo. Non è così, perché chi va nel bed and breakfast è un target che molto probabilmente non va in albergo, e quindi automaticamente noi corriamo il rischio di perdere anche quel poco, che, diciamo così, di coloro che, o dei tanti che vanno utilizzano il bed and breakfast. Dobbiamo costruire le campagne attraverso questo impegno legato alla presenza di tour operator in grado di trasferire, diciamo, noi stiamo lavorando in questa direzione, diciamo, turisti stranieri e non in Calabria, perché poi vedi, quando poi arrivano i turisti e tu fai l'accordo con tour operator, non è che i turisti sono 4, 5, 6 a un massimo di 8 camere come magari può essere il bed and breakfast, no, i turisti sono 100, 200, 300 e francamente dove vanno i turisti? Vanno negli alberghi. Poi abbiamo un problema serio, c'è un problema serio, che in alcune parti del territorio calabrese noi non offriamo strutture ricettive adeguate. Ma neanche il personale adeguato, perché non sono preparati, non abbiamo strutture ricettive adeguate. So. E poi se io riesco a portare qui un tour operator che magari mi porta un aereo pieno, magari di 150, magari 2 voli charter di 300 persone, in alcune aree del territorio calabrese noi non sapremo dove mettere 300 persone, perché per i tour operator e per la cultura del turista non si prendono 3 alberghi per metterci dentro 100 persone all'albergo. Il turista quando arriva con 300 persone, il tour operator vuole 300 posti letto dentro un'unica struttura alberghiera. Ci sono realtà in Calabria che sono in grado di fare questo e altre province che non sono in grado di fare questo. Quindi io mi preoccuperei molto di più, diciamo così, adesso non mi permetto di fare considerazioni, diciamo, senza sottovalutando le preoccupazioni, ma mi preoccuperei molto di più di lavorare di squadra e di raggiungere questo traguardo. Sono d'accordo quando parla di lavoro di squadra. Se è vero che noi riusciremo a portare nuove compagnie aeree, a potenziare i voli all'Italia a costi ridotti, se noi riusciremo a fare queste tratte nuove, in una prima fase, in questi pochi anni del completamento dell'autostrada 3, nell'ipotesi del complemento di porti turistici e nell'ipotesi che un giorno qualcuno si ricordi di completare la statale 106 e l'alta velocità del ferrato, cioè magari tra 10 anni, noi dobbiamo in questo lasso di tempo costruire la capacità attrattiva della regione attraverso questi strumenti. Adesso le dico una cosa, mi avvicino perché è delicata questa cosa, scusami che mi avvicino. Possono ascoltare tutti? Possono ascoltare tutti. Lunedì in questa trasmissione dove lei è seduto è venuto il sindaco di Tropea. Sì. Vallone, Gaetano Vallone. Conosco. Ha fatto una denuncia gravissima. E molti ci perdonano, lei lo sa che c'è una trasmissione che si chiama Raggio di Sole che da 18 anni racconta il territorio ogni anno, il sottotitolo è Alla scoperta del paradiso Calabria, quindi pensi un po' quanto ci credo io. Questo sindaco in questa trasmissione ha denunciato che la Cosenza Crati, che aveva in cura il depuratore che serviva e forniva 12 comuni, 1 o 2 depuratori, non hanno smaltito i fanghi, quindi lasciando per 13-14 mesi i fanghi lì dentro e creando gravissimi problemi economici, perché ha detto che forse va a consegnare le chiavi in prefettura, perché può accadere l'impossibile, una tragedia per Tropea. Presidente, se dovesse accadere questo a luglio ad agosto, con il pieno che c'è di tedeschi che arrivano nel Pizzitano, in quelle zone lì, tra Tropea e Capo Vaticano, Praia del Fuoco, tutta questa situazione che noi stiamo vedendo le bellezze attraverso le immagini, cosa dirà lei? Poteva venire prima a dirlo il sindaco di Tropea, è venuto qui a denunciarlo e andrà anche alla Procura della Repubblica. La denuncia del sindaco è corretta, questo dimostra quello che in alcune circostanze io ho detto anche lo scorso anno, quando ci siamo trovati di fronte a un mare che non era inquinato ma che era sporco, dove i fanghi, per quello che mi pare di capire anche rispetto a, e quindi l'utilizzo dei depuratori rispetto ad alcune indagini delle procure, mi pare di capire che ci siano delle responsabilità evidenti. Allora il sindaco ha fatto molto bene, giusto vada in procura, è giusto che venga in televisione, è giusto anche che magari si faccia, diciamo così, sentire anche dagli uffici competenti della regione, certo, proprio per cercare di capire che
come poter affrontare il problema e se noi possiamo dare un indirizzo. Un indirizzo o una mano, perfetto. Visto che Tropea per noi è strategica. Come Taormina per la Sicilia, no? Quindi per questo un non c'è attimino, dubbio. ha finito? C'erano i centri diurni. Sì. Noi sul sistema, diciamo così, legato alla provincia di Crotone, oggi abbiamo dato una risposta secondo me importante e quindi potremo, Crotone è la provincia dove vi era la maggiore criticità su questo tema dei centri diurni, case protette. Adesso non so se ci sono centri diurni, quanti, come funzionano, questo diciamo così non ho contezza, non ho con precisione un quadro. Però so soltanto che gli imprenditori sono impegnati, poi tante volte io ricevo sul livello regionale calabrese tante anche lettere, telefonate, mail, gente che mi incontra e mi dice però gli imprenditori voi date i soldi poi se li mettono in tasca. Io penso che un imprenditore ovviamente sente anche il bisogno ovviamente di dare risposte a chi collabora e che lavora, quindi spero che questo tipo di investimento che noi oggi stiamo mettendo in campo di risorse possa soddisfare un po' i bisogni e poi capire anche cosa verrà nel futuro rispetto anche a queste nuove strutture. Grazie. Poi cosa c'era? Ciro, sì, lavora per l'impresa per la giovane... Ma noi non soltanto creiamo nuove imprese giovanili attraverso l'impegno dell'assessore Caridi, ed è venuto qui in trasmissione a parlare delle 22 questo insieme all'assessore Caridi, ma mi sembra di capire che noi in questi mesi abbiamo lavorato per mettere in campo tutta una serie di strumenti che offrono agevolazione al mondo imprenditoriale, sia tra le risorse BEI che sono state messe in campo, che dovremmo riproporre, anzi meglio ancora, che sono state completamente ferme in questi anni, sia al mezzanino, sia a Jeremy, sia tutta una serie di risorse che sono in capo anche diciamo, a Fincalabra, che ovviamente sono agevolazioni, sono diciamo, una sorta di strumento che viene messo in campo per andare incontro al mondo imprenditoriale anche in questa fase ovviamente di crisi. Per me rimane sempre il grande problema delle imprese, 3 telefonate, quello dell'accesso al credito, che non ci mettono nelle condizioni di poter lavorare. E vi dico un'altra notizia purtroppo che è emersa dalle banche, e lo dico ai tanti imprenditori, così in queste, sia Banco di Napoli Intesa che Unicredit, proprio ieri mi confermavano che oggi, e lo dico anche perché essendo il presidente anche Scopelliti qui in studio, se un imprenditore per 30 anni ha lavorato con una banca che lo mettevano nelle condizioni quando arrivava un assegno di poterlo pagare anche il giorno dopo, perché c'era la possibilità di pagarlo il giorno dopo o massimo entro i 2 giorni, quasi era disponibile la banca a poter fare tutto questo. Oggi, Presidente, arriva un assegno in banca dell'imprenditore, la Banca d'Italia ha comunicato che deve essere pagato entro la chiusura della banca. Ancora danno sul danno agli imprenditori, che non avendo, perché se uno lo paga il giorno dopo, perché può darsi che incassa oggi una cifra che potrà poi versare domani. Oggi la banca dice arriva l'assegno questa mattina, entro le 4 di pomeriggio lo devi pagare. Andiamo con le telefonate, pronto? Non la sento, pronto? Pronto? Allora, un attimo, sono 2 telefonate. Che sta succedendo all'audio? Abbassiamo. Allora, gentilmente audio. Riproponiamo la telefonata da Catanzaro, pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, sono Mario Ammirato. Mario Ammirato è un autotrasportatore, ha partecipato a un incontro con lei insieme ad altri 12. Le passa il Presidente. Sì, Presidente Scopelliti, buonasera. Sono Mario Ammirato. Buonasera, ricordo. Si ricorda, ci siamo incontrati a Palazzo Alemanni. Quella riunione che abbiamo fatto, sì, l'altra volta ne abbiamo anche parlato. Sì. Noi aspettavamo qualche risposta, anche perché ho visto che lei è molto vicina ai problemi di noi calabresi e soprattutto alle aziende della Calabria. Ho visto che ci sta molto vicino e aspettavamo delle risposte. Non so lei se poi ha avuto modo di incontrarsi. No. Un attimo, la faccio dialogare, un attimo. Allora, Ammirato, aspetta, prego Presidente. Io personalmente no, però voi avete fatto una serie di incontri con il consigliere delegato ai trasporti Orso Marzo e con l'assessore Caridi, giusto? Sì. Poi io francamente non ho
Non ha seguito. Non ho seguito direttamente più Anche questa vicenda, visto che erano entrati in campo gli assessori competenti, insomma le strutture. Ma lei poi aveva incontrato Passera, merita anche questo problema? Sì, solo certo, treni? no, noi nella relazione consegnata a Passera abbiamo messo anche il problema degli autotrasportatori, questo c'è nel documento consegnato e che ho illustrato a Passera. Però francamente non so cosa noi abbiamo fatto e quindi... Che facciamo? Deleghiamo a Orso Marzo, a Caridi, a chi? No, mi farò carico intanto io ovviamente di contattare, di riconvocare sia Caridi che Orso Marzo per capire, rispetto alle risposte che noi come Regione potevamo e dovevamo dare, a che punto sono. A Mirato come fate con 2 euro quasi al litro adesso? Andiamo malissimo, stiamo navigando in acque pessime proprio. Per questo io parlavo perché il Presidente Scopelliti quello che abbiamo manifestazioni nostre in Calabria e in Sicilia, la merce nei mercati del nord viene a costare di più perché con lo sciopero a noi hanno aumentato le tariffe e quindi i costi del trasporto incidono di più sul costo delle merci che noi trasportiamo. Posso assicurare che nessuno ci ha dato niente ancora. E quello che il governo Monti ha promesso, eventuali agevolazioni sulle assicurazioni, sulla riduzione delle accise, sulla riduzione dei pedaggi autostradali, hanno stanziato dei soldi, ma ancora non ci hanno dato neppure le modalità come poter usufruire di questi benefici. Bene, Mario, credo che è sufficiente. Prego, il fatto che già abbiano stanziato dei soldi adesso non è una battuta. Una considerazione, è già un fatto positivo. Sì. Vediamo magari di sollecitare l'attuazione e diciamo così l'applicazione di tutte quelle iniziative che avevano sentito il Presidente, vediamo un attimo di aspettare, di capire un attimo cosa accade. Poi un'altra cosa importante. Veloce che abbiamo tante telefonate, Mario. Sì. Prego. Un'altra Mario? Sì. Veloce perché dobbiamo passare altre telefonate. Stavo dicendo un'altra cosa che è un'offesa per tutta la categoria, la nostra categoria. Ci hanno additato come siamo ignoranti perché non abbiamo saputo valutare quello che il governo ci ha dato e ci hanno additato come un danno all'economia, perché noi con le nostre manifestazioni abbiamo provocato solo danni. Ma noi se siamo scesi in piazza, solo per sensibilizzare qualcuno in maniera molto civile. Mi pare che non ci sono stati danni né tantomeno qualcuno si è potuto lamentare che abbiamo bloccato. È stata una protesta civile, lo dico io perché l'ho seguita per tutto il periodo. Io ti devo ringraziare, Mario, e anche perché abbiamo tante telefonate, ci aggiorniamo con l'incontro che farete di nuovo col Presidente. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Soverato? Sì, sono Cinzia, la chiamo da Soverato. Prego signora. Vorrei porre una domanda al nostro governatore Scopelliti. Buonasera governatore. Buonasera. Riguardo il turismo, noi parliamo di adeguamenti. Io ho partecipato a un bando nel 2010 per la riqualificazione degli stabilimenti balneari e mi sono classificata tra i primi 10 come struttura ricettiva in graduatoria. Però è ormai giunto l'ora di mettere mani alla mia struttura perché ho il tetto in Ethernet, per cui è incombente il fatto che devo porre comunque dei lavori. Volevo chiedere, possiamo tener conto del finanziamento che c'è stato, per il quale abbiamo partecipato al bando per la riqualificazione, o dobbiamo tener conto solo delle nostre forze economiche? E poi tenga anche presente, governatore, dello sforzo economico che abbiamo sostenuto solo per partecipare a questo bando, che non è stato una cosa facile. Ok, grazie a lei. Pronto? Un attimo Presidente, pronto? Buongiorno. Chi parla? Sono Carmelo, ora chiamo da Chiaravalle Centrale, ma sono della provincia di Reggio Calabria. Prego. Non ho il monitor, vorrei salutare il Presidente e dirle una cosa. Chiedo scusa, molti si erano prenotati la volta scorsa e quindi si trovano in giro e quindi sono stati rintracciati. Prego. Vorrei dire una cosa, ma il Presidente si ricorda che ancora abbiamo una ferrovia ionica che se la sono dimenticati praticamente tutti?